poi si chiederà insomma, a chi ha dei sintomi lievi di restare a casa e di contattare il proprio medico curante. E poi avremo l'intenzione di distribuire del gel insomma, contro i microbi nei principali luoghi di aggregazione. Ecco, una raccomandazione quindi magari in questa fase di evitare i luoghi più affollati, ma non ci sarà una quarantena. Al momento non saranno adottati provvedimenti drastici a Mira, il primo comune della città metropolitana di Venezia ad aver registrato un caso di coronavirus. Si tratta di un 67enne che accusava sintomi di una forte forma influenzale. Ricoverato a Dolo, è stato poi trasferito a Padova. In questo, come in altri casi, si sta cercando di ricostruire dove e da chi possa essere arrivato il contagio, oltre ad essere state avviate tutte le procedure nei confronti di chi è stato a contatto con l'uomo. Ci sono chiaramente degli accertamenti in corso che riguardano i familiari e i rapporti più stretti. Questi sono di competenza ovviamente delle autorità sanitarie che li stanno già facendo, coordinati anche con le altre forze dell'ordine. A Mira al momento nessuna quarantena dunque, ma naturalmente le decisioni sono legate all'eventuali evolversi del contagio. Per questo si chiede ai cittadini di seguire tutte le raccomandazioni del caso, ma anche di non farsi prendere da inutili allarmismi e mantenere la serenità. Le scuole sono già chiuse da calendario, quindi da questo punto di vista non vengono presi dei provvedimenti particolari, però la situazione è in evoluzione e quindi resteremo d'accordo e in contatto con l'unità per prendere, se serve, ulteriori provvedimenti. Le misure di cautela sono le buone abitudini, lavarsi bene le mani, non frequentare in questo momento luoghi affollati, e se si hanno dei sintomi anche influenzali, perché alla fine questa è un'influenza, restare a casa e contattare il proprio medico di base.